Stai telecamerando? Sì, siamo già live. Ah, fico, aspetta che non vedo un po' di gente. In teoria. Sì, sì, sì. Grado di cosa? Grado di... Sta già riprendendo live. Hai perso... Ma... Elisa, fai un favore, scusa. Sì, se riesci a mettere questo pezzo di scotch, là, ti dico io dove. No. Volevo venire a Germania. Yes, madam. Come è andata ieri la festa? Bene, Elisa. Bene, ma non c'ero. Elisa. Scusa, Monica. Monica, scusa. Puoi fare la stessa cosa dall'altra parte? Lì. Di là. Di là. Di là. Hai usato la mia persona per questo? No, ancora in là, ancora in là. Ignobile. Mettilo pure a terra. No, più in là però, Monica. Monica, più in là. Là, perfetto. No, più qua. Torna indietro. Ancora un po', torna un po' indietro. All'altezza, a metà colonna, dai. Mettilo a metà colonna. Va. Perfetto. Grazie.
teniamo cambio praticamente. Guarda dalla prospettiva, questa no, ma scusa. Più vicina a quella rispetto a questa. E l'angolo di inclinazione di questa è maggiore rispetto a quella. Quel pochettino di così. Contro qualcuno, quindi cooperate, cercate di lavorare già con l'idea e l'indole di migliorare, deve essere uno scopo di migliorarmi nel tempo. Questo è quello che l'Aikido principalmente ci insegna, cioè cerchiamo di fare di quello che è un momento di scontro un incontro, cerchiamo di fare crescita, maturazione, storia, memoria, e questa parte di cose preferito benissimo, però la realtà è di pittura, aikido, judo, budo, deve esserci un amore verso qualcosa per continuare a portarlo in essere. Capito perché vi ho portato qua il meglio? Forza, perché prima lui, poi meglio. Allora, partiamo pure subito. Tutti col gioco, se qualcuno è sprovvisto in avvisa. Partiamo col Keiko. Allora, intanto ragazzi io vi saluto e vi porto i saluti per quello che è tutto l'Aikido Veneto, positivi. Finché
Ok, andiamo avanti, ma partiamo con qualcosa che vi possa aiutare magari per scaldare un attimino la fase di caduta, ok? Quindi dei mind mobility. Partiamo da un cacato. Ok, molto semplice. 1, 2, lavoro qui vicino, allargo e qui fate molto molto facile, molto pulita. Da qua devo evitare eventuali colpi, anche perché lui non prendeva per restare fermo, lui prendeva per boom, per HMI, quindi tutti i colpi devo lavorare aiutandomi, quindi tenendomi in protezione, in guardia di sicurezza. In questo modo ho una griglia di difesa se porto il colpo, quindi avrete questa fase, come un carico di spada, come idea. 1, 2, qui c'era un colpo una volta, tenetevi larghi e con questa pressione, se siamo qua ve lo fa lui, boom. Dobbiamo annullare le distanze, nell'entrare 1, 2, da qua dovrò lavorare in co-Q adesso, questa chiude e questa chiude. Cercate di pulire i vostri movimenti usando gli spazi, non la forza. Questo è un lavoro che possiamo fare fino a 100 anni, qualcos'altro di forza finché il corpo tiene botta. Ancora una volta, carico shoulder, mi avvicino, qui immaginate il colpo, da qua porto basso, dai proviamo. Ci mettiamo tutti nello stesso senso così non ci schiariamo. Tutti di qua.
Possiamo vedere l'origine o meglio? Per questione di un attimino quella che può essere un po' la storia, se volete, di come è cambiato l'aikido nel tempo, perché molti sono judoka, quindi può non esserci il filo diretto tra cosa accadeva, come era una tecnica, come è stata trasformata. Il particolare è che da quella che era un attimo la fase di Daito Ryu Aikido Jitsu, quindi una parte di colpire per alimentare un avversario, si è elaborato un sistema vero e proprio da Ueshiba per ripulire il tutto dalla parte negativa e violenta e che richiamava un attimo la guerra. Se vediamo la stessa tecnica portata in un modo tecnico antico, avremo una cosa di questo tipo. Ci portiamo un po' così da dove non vedreste un atteggiamento più di questo tipo. Qui tiravo fuori il tanto, finivo il lavoro, non è molto bella, pulita, notate anche voi, no? Rispetto a un qualcosa che, passatemi il termine, non fa morire qualcosa, ma fa andare avanti, e adesso sono io che lo osservo, e la può eseguire lui. Quindi qui restiamo in vita entrambi, continuiamo entrambi a evolvere. Il sistema in prima, uno in piedi, l'altro a terra. Uno è finito, l'altro no. L'aikido cerca di creare quel famoso discorso iniziale, da cui mi ricollego, dove la tecnica è importante,
ma non deve essere la fine di distruzione. Qui siamo nella prima parte del Keiko. Se sapete, il tema che vi ho dato è nella tecnica, dietro alla tecnica, al di là della tecnica. È il tema di questo seminario. Cerchiamo di capire bene. Essere nella tecnica significa studiare passo passo e capire il suo significato, il suo senso, sì di principio, ma ancora non ho un'elevazione filosofica al seguito, cioè non capisco cosa sto facendo, non la sto vivendo bene, non ho colto cosa c'è dietro alla tecnica, che vedremo tra poco. Siamo ancora in questa fase adesso, siamo nella tecnica, ok? Ho voluto inserire queste 3 frasi perché durante il Keiko andremo a svelare dei pezzettini e ogni volta vi dirò a che livello siamo. Adesso siamo nella tecnica. Quindi questo era per darvi il panorama da come si è pulito e eliminato un sistema che uno era in piedi, l'altro era a terra, e invece qualcosa che permette a tutti e due di ok, mi rialzo, riprendo il mio equilibrio e adesso provi tu. Questa è la bellezza e la purezza espositiva dell'Aikido, estetica dell'Aikido e anche filosofica che c'è dell'Aikido. Ora andiamo avanti. Visto che cominciamo a connettere le varie cose, cominciamo a connettere anche noi stessi. È arrivata? Facciamo una cosa che in Aikido si fa relativamente poco, ovvero le tecniche portate una volta che siamo in Seiza, quindi una antica neanche tanto, lo usano ancora in Giappone, posizione di riposo, se volete, ok? Quindi uno davanti all'altro, circa un pugno di distanza tra le nostre ginocchia. Perché? Perché è una buona distanza per attaccare, ci arrivo. Se sono qui e sono in ginocchio è un casino arrivare a lui, no? Ok. Quindi presa come prima, la presa, mi raccomando, le dita, la presa stabile. Abbiamo una difficoltà in più nel suo Varivasa, non abbiamo una parte di gambe, ok? Quindi muoversi sulle ginocchia è sempre un po' complesso e le sue posizioni di squilibrio cambiano leggermente perché questa diventa molto più stabile, anche questa è abbastanza stabile. La direzione migliore per squilibrarlo è rispetto alla sua gamba la perpendicolare, ok? Quindi prima cosa, rompere la sua forza e poi connettere il mio corpo al suo col movimento d'anca e portarlo verso la sua direzione di qui e seguirlo, ok? In questo modo è controllato e in tutta amicizia può tornare su e sviluppare anche lui la sua tecnica. Rompete la forza e andate a portare con l'anca il suo corpo verso la sua direzione di equilibrio, ok? Lo proviamo per cortesia in questa fase con le ginocchia al massimo un paio di pugni una dall'altra, poi vedremo perché se siamo così le cose cambiano leggermente, ok? Quindi state così, mettetevi i pugni come distanziatori e provate questo esercizio a coppie sempre. State un po' sfasati sul tatami in modo da non finirvi addosso uno con l'altro. Connetti il tuo busto al tuo busto, come una intervalla. Io ho fatto solo usarla, non siamo connessi, devo essere generare una certa posizione nelle sue braccia, ok? Non di posizione, in modo che qualsiasi movimento mio sia al centro, non verso il lato, ma al tuo corpo. Perché noi se siamo troppo mobili, il suo buco non va uno, due,
Sono solo 3. Non funziona niente. O tutto, poi tutto fermo. Sì, anche come cono. Qualsiasi infusione do io, che preferisci su di te. Che cambiera questo, ma e funziona lo stesso. Proprio lei è diverso. Allora, non per una volta, il caso della precisione non risulta. Vediamo una forma diversa, ma non perché il principio sia diverso, semplicemente perché l'opportunità che mi dà lei è diversa. Ok? Allora, prima vi ho detto, cercate di stare con le ginocchia così, a questa distanza di 2 pugni uno dall'altro. Ok? Adesso lei, che può fare quello che vuole, perché il mio ok non è che va a fare quello che vi dico io. Quando siete in gara, quando siete in giro, non sapete cosa vi arriva, no? Lei può fare quello che vuole. Lei decide di piantarsi così per terra, con le gambe alte, come uno scaricatore di porta, no? Ok? E prendere. E allora il mio bel esercizio di portarla, scusami, prima era così,
su questa linea di perpendicolare non funziona più, perché lei c'ha sto ginocchio qua che la tiene ancorata a terra. Vabbè. No. Il concetto non cambia. Gamba perpendicolare, non è più qui, è lì. Però rompo la forza e provo a andare lì. Lei è metà di me, eppure non ce la faccio. Ok? Allora cambio il mio atteggiamento, ok? Nessuno fa tiro con l'arco qui, credo. Se qualcuno lo fa tanto meglio, perché l'atteggiamento è questo. L'atteggiamento è questo: defilare il corpo e tendere l'arco. Qui. Vedete come porto il suo corpo? Stai fermo così, mollami. Lei ha il suo braccio e il suo braccio, tutto bello in linea, esattamente lungo la linea di squilibrio. Quindi per me è molto facile, rompendo sempre la forza all'inizio, mi raccomando, aiutarla ad andare dove vuole. Non è un problema. Quindi lo proviamo così. Mi raccomando, lei tiene comunque in modo saldo. Quindi se io cerco di fare i movimenti senza rompere la forza, non succede niente. Prima cosa, squilibrio o rompimento della sua forza. Poi, ampio verso di lei. E poi controllate. È un controllo a terra, non succede niente. Potete andare a fare quello che volete, però. Ma non è quello lo scopo, è farla rialzare insieme a me. Lei tiene, noi finiamo, tutto bene, torna su con me. Fa anche esercizio per le cadute, fa riscaldamento per la schiena, non è fa riscaldamento per cercare di sopravvivere. Ok? Proviamolo? Dai. Tre coppie su questo binario, tre coppie su questo binario, sempre almeno 3. Che comunque
Se volete bere un secondo, sentiti le gambe. Volete bere un minuto? Grazie. Che brava. No, dai, merita l'applauso. Mi preoccupo del benessere. Trovano le gambe dopo 10 minuti di sua rivasa. Non male. Con l'allenamento ci si abituta un po' di più, a un certo punto proprio poi basta. C'è qualcuno che deve andare o continuiamo? Continuiamo, ok. Allora, abbiamo preso il gioco e questo perché vorremmo vedere con voi alcuni dei 20 subuli, che sono sostanzialmente i 20 esercizi base, i 20 movimenti base che nell'aikido si fanno con il gioco. Diciamo che i 20 subuli sono divisi in 5 gruppi, noi adesso facciamo il primo che si chiama Tsuki Gohon, ovvero i 5 tsuki, 5 affondi. Vedete che sono tutti quanti dei movimenti di affondo, sostanzialmente se vogliamo, con i quali in passato si infilzava l'avversario in vari modi. Allora, cominciamo. Solitamente la pratica dei suburi comincia da questa posizione qua, simile a quella del saluto, ci si mette in piedi e riuniti e si chiama quello che si fa Jo Suburi Niju Pon. Poi Jo i 20 movimenti di Jo. Tsuki Gohon, i 5 tsuki libero, mi metto in Konjo no Tamae, è questa posizione qui, passo avanti, porto il Jo davanti al mio alice se volete, con una spanna di distanza. Vedete che lo imponiamo abbastanza alto, a 15 cm dalla cima, e adesso vediamo un attimino perché. Da questa posizione il primo tsuki che è Soto Tsuki, mi giro. Mi sparpagliamo un po' perché Bravi, sì. Vedete di spadate un po' come Bravi, te lo possiamo pensare. prima mi date delle... Prima che qualcuno... Ok, lo faccio rivolto verso di voi la prima volta, poi ci scagliamo. Allora, il primo tsuki è il Choku Tsuki, l'affondo diretto. Si fa così. Ruotando l'anca vado a prendere il Jo con la mano sotto a quella che già mi impugna, ritirando l'anca me lo porto al fianco. Vedete che le mani in un certo senso scorrono di modo da afferrarlo alla base e più o meno a metà. Le mani cadono dall'alto, ok? Quindi da sopra e qua. È una posizione un po' scomoda, ma capirete adesso perché. Lo tsuki si fa come? Tirando il Jo verso il dietro fino che arriva all'estremità e avanzando leggermente, spingendo davanti, ok? Immaginate quando colpite di
non serve spingere il gioco fino in fondo perché questo ha poco controllo, ci fermiamo dove siamo comodi, a metà, solitamente il gioco lavora così, ok? Un'altra volta. E... Io non vedo bene, ma se Filippo nota cose da correggere ci fa sapere. Ok, il secondo Tsuki, Kaeshi Tsuki, è uno Tsuki di Kaeshi, risposta a questo qua. Quindi immaginando di aver subito un gioco Tsuki, grazie Elisa, bello qua al centro, ok? La mia risposta sarà questo. Ruotando l'anca faccio scivolare il gioco verso il dietro, lo afferro, mi sposto leggermente, mi caricando e rispondo, ok? Fatto senza il gioco davanti, è così. Ok. Vedete che in un certo senso stavolta sono in posizione contraria. A prima però lo Tsuki si fa sempre alla stessa maniera, lasciando correre la mano dietro sino all'altezza della cintura e strizzandolo come uno stretto. Ok? Secondo, Kaeshi Tsuki, Kaeshi Tsuki. Quindi indietro, dentro, e Kaeshi Tsuki, Kaeshi Tsuki. Kaeshi Tsuki, Kaeshi Tsuki. Un po' più avanti, ok. Significa anche un pelino più stabile, ok? E ti posso sentire vuol dire qualcosa? Due cosine. Magari hai visto. I colpi, i Tsuki, possono essere portati a diverse altezze sul corpo, no? Quindi posso colpire, diciamo, al centro, verso il solare, in alto verso la gola, verso la testa, in basso verso le ginocchia, la caviglia, piedante. I suguri 9 su 10 ci danno una posizione intermedia, quindi miriamo a questa altezza, all'altezza del plesso solare. Quindi che sia Tokutsuki, che sia Kaeshi, che sia quello che fa vedere dopo la gioca, cerchiamo di non portarlo lì, perché lì o avete uno che è alto 3 metri o bucate forse il soffitto, non ha tanto senso, no? Quindi cerchiamo di portarlo ad un'altezza che abbia senso, ok? Che sia sensata. Un'altra cosa, i movimenti, tutti i movimenti non sono fatti di braccia, sono fatti con il corpo, quindi è il corpo che prende, è il corpo che ritrae, è il corpo che colpisce, poi il gioco è solo un prolungamento del vostro corpo, quindi non sforzate il colpo oltre il naturale andamento del vostro corpo. Se le braccia fanno così, siete qua, capite bene che non siete in una buona posizione, no? Quindi qui e finisce lì, quindi io da qui posso solo arrivare lì, devo andare più lungo, devo muovere il corpo per poter progredire, non devo allungarmi così, non devo arrivare qua, cose strane, quindi cercate di essere naturali nei movimenti e non andate a sbarellare in giro per un momento, poi sbarelleremo dopo. Ok? Questo vale un po' per tutti, vi farà vedere Giorgia adesso. Ok? Andiamo avanti con il terzo dei 5 affondi che è Ushiro Tsuki. Affondo all'indietro. Allora, anche qui comincio come ruotando l'anca, quella della gamba che ho davanti. La mano che non impugna il gio va alla cima, la avvolge se volete come l'altro e ruotando l'anca lo porta, vedete, sotto il mio avambraccio, parallelo. È importante farlo ruotando l'anca perché sennò se lo fate stando fermi succede questo, che dovete partire sulle ginocchia, molto doloroso. Quindi ruoto e porto sotto, a questo punto passetto all'indietro e affondo
colpire così non va bene, dritto, ok, però con uno che è basso posso rischiare di mancarlo, ok, e però verso il basso. Ultima volta, uscire Zucchi. Ok, perfetto. Adesso per gli ultimi due cambiamo posizione di partenza, non siamo più in buongiorno Kamae, ma siamo in quello che chiamano Tsuchino Kamae, la guardia proprio dell'affondo. Mi vedete, sono sempre in anni leggermente più ampio di quello che tengo quando impugno il pen. Il Jo è impugnato come se avessi fatto uno Tsuki, una mano al fianco, l'altra mano a metà. Quello che facciamo adesso è Tsuki Gedanga Eshi, come il nome suggerisce è un affondo, Gedan, quindi lo diciamo, raccolgo portandolo in basso e Eshi ruotando il corpo di risposta. Non Tsuki è come prima, quindi vedete lo corpo come volevano sbattere sulla spalla, ok? Idealmente il Jo va parallelo alla gamba dietro, quasi a scomparire, non si dovrebbe vedere, soprattutto quando uno porta la canna. A questo punto ruoto l'anca, avanzo e colpisco. È un colpo al ginocchio, un colpo grande, ok? Proviamo, è un po' lungo ma... Allora, Tsuki Gedanga Eshi. Molto bene. Ancora, Tsuki Gedanga Eshi. Vado sul riflesso delle finestre. Ok, colpire che succede perché questo è un colpo più alto. Ultimo, Tsuki Jodanga Eshi Uchi, nome lunghissimo. Tsuki, stavolta lo raccolgo portandolo giù danno alto. Lo ruoto come a impugnare il pen se volete e avanzo facendo un uncino, che come il colpo vicino subito diciamo col pen, ok? Fatelo tutti poi. Quando raccolgo, attenzione, come vedete il Jo rimane sempre un po' obliquo, le mani sono più o meno al centro leggermente distanziate di un pugno, me lo porto più o meno sopra la testa, non troppo vicino, perché è una parata in realtà. La parte più difficile probabilmente è la rotazione. Allora, la mano destra che l'impugno sta ferma, la mano sinistra lo lascia, la destra ruota fino a quando è sostanzialmente perpendicolare a me, riprendo, la faccio scorrere leggermente e avanzando colpisco, ok? Rivediamo. Sposto in alto, ok, bravissimi. Lo lascio, faccio ruotare con la destra, la sinistra riafferra, esatto, ok? Avanzo portando il giro sulla schiena e colpisco. Ok, proviamo. Tsuki Jodanga Eshi Uchi. Ancora. Tsuki Jodanga Eshi Uchi. Tsuki Jodanga Eshi Uchi. Con questo si conclude il gruppo dei cinque Tsuki, poi si continuerebbe con i colpi e le catate, poi facciamo più avanti. O lo farete con Fabio Sensei, ok? Tanto grazie. Allora, Teniamo? finiamo il gioco. Lo teniamo, perfetto. Ok. Passiamo un secondo di là, ragazzi. Gioco. Grazie. Allora, state pure comodi molto. Quello che abbiamo studiato è proprio l'alfabeto assieme a Giorgia, di quelli che sono i movimenti per riuscire a creare le prime lettere abbinate a creare parole. Okay? Diciamo che poi i movimenti si ampliano, si mescolano
e questo permette di creare una varietà tecnica dell'utilizzo di quello che sembrerebbe solo un bastone per camminare o un ramo per terra, a creare quella che può essere tutta una serie non coreografica, ma tecnica per continuare e studiare uno strumento. Sullo shodo ci si fa una vita e impara a scrivere, a fare alcuni movimenti con il polso, che è l'arte solo della scrittura, che si affinano in una vita. Sensei diceva proprio il Chido, una vita, Ikkyo Ichido. Ikkyo lo farete per una vita. Tutto parte da là, è il nucleo centrale, le basi sono tutto. Era un po' il concetto di prima, nella tecnica, quindi stare nelle basi. Ma cosa c'è dietro alle basi? Dietro alle basi c'è la loro possibilità di rottura. Vediamo un attimo, uno tutti basso a ginocchio, apertura, e uno, da qua, fuori, tutti centrali. È molto semplice, non c'è molto lavoro da fare, se non anche che per me è capire quello che c'è dietro a darvi le basi e farvi ancora più bassi. 1, 2, 3, bassi, e poi recuperate la vostra eleganza. Dovete essere umili per poter essere bravi, e questo dovete sempre cercarlo all'interno di un sistema protetto. Qui non sono protetto, qua c'è una lama nel collo, quindi devo essere qui sono sempre protetto, ma perché mi faccio umile. Se restassi ampio, pum, per tirare addosso, no? Invece deve essere qualcosa di bello, di elegante. Fatto in awase, in armonia, otteniamo questo. C'è comunque una fase di contatto, ok? Non abbiate paura di far suonare i giochi. I giochi sono degli strumenti. Anche il fatto che un sensei senta la vostra intensità di scontro è una cosa positiva, è una cosa bella. C'è kimochi, c'è intenzione, c'è kime, energia, potenza. Non è sbagliato, sono solo degli strumenti. Se non per il violino ne compro un altro. Quello che conta è il musicista. Provate, forza. Tutti nelle stesse linee per piacere.
Adesso l'attacco dal basso viene verso l'alto, no? Stiamo cercando di far crescere le cose. Il tema, ripeto, si sta spostando e siamo adesso dietro alla tecnica. Dietro al violino c'è un bravo musicista, dietro alla tecnica ci deve essere un bravo guerriero. Perché dico guerriero? Non perché abbia a cuore la guerra, ma perché abbia a cuore la protezione. Dovete avere a cuore la protezione delle arti. C'è chi fa jiu-jitsu, c'è chi fa judo, c'è chi fa aikido. Guerriero modernamente, cioè oggi, vuol dire prendersi cura di un'arte e proteggerla. Partendo da voi, da una buona costituzione, da saper suonare lo strumento, da saper maneggiare bene un jaw, un bokken, e questo deve essere quello che è dietro alla tecnica. Le tecniche sono le note. Voi siete musicisti, quindi cercate di capire che la tecnica è solo uno strumento per migliorarsi. L'altro è un collega d'orchestra che mi aiuta a entrare in sintonia con quelle che sono le mie potenzialità. Mi fa cambiare ritmo, mi fa recuperare una battuta se sono in ritardo, mi migliora. Quindi è grazie agli altri che riusciamo a coltivare e a crescere noi stessi. Quindi da questa parte siamo, ripeto, spostati su, dietro alla tecnica, dietro al gioco, dietro allo strumento, c'è un buon guerriero, c'è un buono spirito che coltiva e protegge l'arte per se stesso e per gli altri. Andiamo avanti quindi con dal ginocchio un attacco all'ara e molto semplicemente andiamo a portarci in protezione dietro, lasciando la deviata sufficiente. Cosa vuol dire? Non devo essere egoista, se no lui qui profondamente arriva. O devo essere altruista. Se lui viene avanti come proiezione, lui resta fuori, ma io sono dentro. Devo dare agli altri. Quante volte diciamo nei principi, ma non bisogna essere egoisti. Dai, non dategli sotto, dategli la vostra relazione, la vostra distensione. Ciò che avete da offrire, porgeteglielo. Ecco qua. Quindi apertura mentale e apertura fisica. Da qua, uno, se devo proprio entrare nella guardia o nel problema, lo affronterò. Attenzione bene, apertura qua. Non di più. Qui rischiate che uscite e lui rientra. E io sono morto. Quindi cerchiamo, quanto basta. Vedete, siamo in relazione buona. Da qua, toc toc. Vedete, si fa quel movimento del
un movimento unico, una spirale che va verso di lui, che cerca la relazione al corpo. Qui, ok? Proviamo, dai, hai loro, andiamo io.
note stonate o gruppi di note che possono non funzionare insieme, dipende da come ho orchestrato il sistema, dipende da come ho gestito. Non ci sono movimenti sbagliati in quasi nessuna disciplina, devo saperli però metterli in un certo contesto, perché fare qualcosa fuori tempo, se sto suonando un'opera ben precisa, no. Se invece ho delle situazioni di contesto, come c'è ad esempio nel randori di Aikido, nel randori di Judo, dove ho una moltitudine aperta di occasioni, di possibilità, e lì è proprio la creatività che vi può dare una marcia in più su quelle fasi lì. Però attenzione a non scorporare e a non cambiare quelle che sono i kata o le tecniche, che invece sono dei sistemi universali per studiare. Poi ognuno può prendere la propria parte di, ripeto, strada e creazione, ma la cosa importante è rispettare una crescita universale, uguale per tutti, e poi andare a creare qualcos'altro. Allora, un discorso che vi volevo dire è che non serve solo andare indietro, si può anche andare in avanti, ok? Quindi mentre vengo avanti, 1, 2, posso elaborarlo in vari modi uscendo a destra, a sinistra. Non ci sono cose sbagliate, questo è importante da sapere. Ci sono nuovi metodi da imparare, quello sì. Come anche sono rimasto dalla parte destra, ma come faccio per andare a sinistra? No problem. Qui potete farlo, cioè dopo diventerà la vostra abilità. Io per la parte di Joe adesso ho proprio finito, era giusto per farvi vedere il passaggio dalla tecnica a quello che è il dietro, il nascosto alla tecnica, che non è più la tecnica, è un soggetto, è qualcosa di vivo, di energetico, di frizzante. E adesso lascio spazio a Filippo. Non useremo più giochi, poi lo mettete via, ma volevo farvi vedere una cosa che è non univoca, non prerogativa dell'Aikido, ma in cui nell'Aikido si enfatizza molto, soprattutto nello stile che seguiamo noi, perché il mondo Aikido ovvero la connessione tra i movimenti che facciamo con le armi, sia il Joi che ogni tanto, e il Taijutsu, la tecnica della manina. Joja nei Suburi vi ha fatto vedere Tsuki, Gedan, Kaishi, ok? Questo tipo di movimento. Lo stesso, ma proprio lo stesso movimento si può rivedere in Stamp. Vediamo un po' se lo vedo uguale. In Tsuki, Iriminami. Vedete che non ho fatto io lo Tsuki ovviamente all'inizio, però il mio movimento defilato, il portarlo qui e la mia chiusura terminale sono esattamente identiche. Aspetta, vi faccio vedere. Facciamo lì. Questo movimento con il Joe in mano e la chiusura. Al posto del Joe ho la sua bella spalla, al posto del Joe ho il suo bel braccio e io faccio il mio movimento di entrata uguale al primo. Non so se tutti hanno mai visto il Riminage. Il Riminage in questa forma, grazie, si sviluppa in uno squilibrio portato dalla spalla verso qui e un'entrata Irimi, dritta, quindi che lo porta lì. Ok? Defilo, vado a prendere la sua spalla, la porto al mio centro e mi abbasso. E già lui, vedete che assume una posizione buona per me. Kokyu, Irimi. Fine. Tranquilli, morbidi, non serve fare... Non serve a niente. È fatta male, è fatta di fretta, lui non era connesso, io ho tirato una spinta, è uno schifo. E lui l'ha sentita anche se fa finta di niente. Questa mi è tirata molto più piano e lui è molto più contento quando si alza. Era una tecnica che aveva molto più senso di quella di prima e quindi lo proviamo. Uke, Tsuki, noi ci spostiamo e andiamo il più possibile qui, dietro di lui, in una situazione di protezione da un eventuale colpo. Ok, qui prendete in Tsuki la spalla, più che
e la portate al vostro plesso solare. Poi ruotando estendete il braccio e entrate. Base, 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 non voglio tante robe. La caduta di UK in questo caso si può fare tranquillamente come è fatto Fabio, in mano vado che anche recuperare. Ok? Lo proviamo. Mettetevi sempre le linee. Gli occhiali allora. Poi per sicurezza puoi mettere le braccia in modo che se fate toccanni almeno stesso braccio che poi userai per
secondo. Ciao Già. Sono abbastanza alto, vedete. Se avete una disparità d'altezza abbastanza importante, in questo caso è a vantaggio mio. Benissimo, cavolo, è facilissimo fare eliminare lei, è già bassa, non è un problema. Ma se eliminare deve farlo lei, e io sono un po' più alto di lei e anche un po' più grosso, anche se non so snello, lei ha due possibilità: o farlo fermo, un po' più lontana come distanza qui tra di noi, in modo che io sia molto squilibrato e poi può andare. Oppure sta il problema che se un pezzo pesa tanto ve lo tirate addosso e vi cade addosso, è difficile, dovete un po' avere. Dipende dal peso di te. Oppure potete andare, come è successo a loro, che è una bellissima cosa, sotto il suo braccio. Così. Lo stesso movimento, solo qui. Non cambia assolutamente niente nell'esecuzione tecnica, è un'opportunità diversa. Ah no, scusa, questo è quello di Questo è prima. quello giusto, quello classico da esame. Questa viene molto meglio, più disparità c'è tra i due. Più alto ancora. E guarda. Tutti. Non importa. Se riuscite ad andare sotto, va bene, è impossibile per me pensare di essere piccolino. Lei, come può pensare da qui di squilibrarlo? Deve andare a agire sugli stessi principi, ma passando sotto. Ok? Il principio più importante, dovete tenere in mente adesso, di eliminare, è che lui per poter fare eliminare deve essere così. Se lui non è così, voi eliminare non lo fate, ma mai nella vita. Adesso io ho qualche anno in più di lui di pratica. Lui non è squilibrato, io posso tirare come un dannato. Lui è squilibrato. Fare il eliminare senza nessuno sforzo. Okay? Poi posso lasciarlo più alla scala, ma è una cosa successiva. Quindi benissimo il fatto di aver trovato una variante. La risposta è sì, si può fare allo stesso modo. Ok? Provate. Se avete disparità, sfruttatele.
io sono qui, il mio che attacca su questa linea, visto che ce la usiamo. Vi ho detto, vi defilate, prendete e fate il minaghe. Se prendete questa linea, il minaghe si sviluppa a triangolo, ovvero esco dalla linea e rientro sulla linea. Okay? Quindi c'è sempre questo, uscita, e questo rientro sulla linea di attacco. Ok, mi raccomando, è un'altra cosa da purtroppo da tenere un po' in mente. Poi viene spontaneo, però poi. Giorgia? Un ultimo RIAI. Sì. Che si collega al secondo scambio che ci ha insegnato Fabio Sensei. Ok, questa volta ti poniamo Tanto. con tanto di tanto. Con tanto di tanto. Con tanto di tanto. Bottega esci. Allora, come primo lui arriva in suti. Ovviamente io non voglio essere infizzata, quindi esco e contestualmente prendo la mano. Poi vi ricordate la parata di prima. Idealmente questa è la parata in basso, stavolta io prendo e come prima facevo un bel movimento ampio, questa volta uscendo porto la sua mano oltre la mia testa per non tagliarmi la gola. Il movimento di Bottega esci. Bottega esci è questo squilibrio qui, lo porto idealmente verso il suo verso dietro. Una volta che lui è a terra, tenendo controllata la mano, la chiusura si fa così, come se fosse un macinino. Questa si sta sopra il suo naso e continua ad arrotolarsi. Questa serve sul gomito, come a dargli un calcio in faccia di passo dietro, e lo porto qui. Premendo, si disarma, ok? Proviamo ancora. Si può fare anche senza disarmo in realtà. Se non abbiamo abbastanza tanto si può fare anche senza tanto. Sì. Basta che... Lo facciamo anche senza, così vedete che funziona. Tanto era per farvi vedere di non fare questo tipo di movimento. Può fare da soli. Qui. Questa è la chiusura a terra classica. La chiusura normale. La chiusura saccata. E tiriamo Bottega esci piano così possiamo andare a terra senza fare i gasagli. Perché Bottega esci dopo un po'. È una leva un po' fastidiosa che Se sostanzialmente non siete abituati a subirla. ruota il polso. Vediamo. Ma la mano va presa come? Prendendo con le 4 dita la base del suo pollice, quello che in giapponese si chiama kote. Il pollice va, se volete, tra l'anulare e il mignolo, facciamo anche un bel punto di pressione fastidioso che si può prendere, apro, ok, e sostanzialmente vedete lo chiudo, le sue dita, e su dietro. È un po' fastidioso, ma fatto piano, insomma, si riesce, ok? Come maschera? Proprio di due. Vediamo. Ci vuole il Vuoi il backup? Se ne avete dato. No, c'è il mio. Usiamo il mio. Adesso prova che uno qualcuno a picchiare, dai. Se hai bisogno di armi, prendere niente. Sempre in succhi da prima, specie da dire, aspetta, era il pugno, no, è uguale. Questa mano, con questa mano sopra la mia, poi facciamo la mano. Sì.
I giapponesi sono però nel nome delle tecniche spiegano Kotegaeshi significa rovesciamento del polso. Quindi è vero che noi il polso non è qua, il polso è qua, però rovesciato devi andare a prenderlo sul pollicione, sull'interno del pollicione, ok? Quindi qui arriva il pugno, io paro e prendo l'interno del pollicione. Poi sempre non si fa nessuna tecnica potrà essere alta lui e più che lui in equilibrio non serve per portare lui in equilibrio come prima sul corpo. Come fare prendi fuori e poi la cosa che si fa in questo movimento funziona? Allora, prendi e apri una per la porta e poi quello è l'inizio
due cose, intanto grazie a tutti quanti, scalate pure un pochino e mettetevi pure già in sé in già un momento che le cose. Allora, intanto quello che è successo oggi è stata una ottima amalgama di quello che è il sistema judo, aikido, altre discipline, jiu-jitsu, quindi vi ringrazio a tutti quanti perché questo accade di solito solo ed esclusivamente se non c'è uno spirito che vuole, passatemi il termine, dire che il suo strumento è migliore di un altro. E la mia premessa è stata totalmente rispettata, vi ringrazio perché proprio si è visto che dietro alla tecnica abbiamo trovato dei soggetti e dei soggetti con la mente aperta, con la possibilità di imparare sempre e questo è caratteristica che deriva dall'avere un open mind sempre fisso. E poi cosa c'è dietro alla tecnica? Quindi la tecnica mi dà delle basi, mi dà degli squilibri, mi dà delle indicazioni precise, sono dei sistemi universali le tecniche, vanno bene per tutti, però già nelle tecniche stesse si inizia a capire che ogni tanto bisogna adattare, bisogna creare qualche nuova variazione perché non tutti sono alti uguali, non tutti sono grossi uguali, forti uguali e questo ci porta a vedere cosa c'è anche dietro alla tecnica, quindi dei principi da migliorare di noi stessi, delle parti di filosofia collegate con la disciplina e questo è quello che è dietro alla tecnica, che è collegato alle persone, ai soggetti. E poi c'è qualcosa che è al di là della tecnica, cioè una volta che l'ho capita, l'ho imparata, capisco che ci sono ancora più significati anche fuori dal dojo, anche al di là della mia disciplina. E di solito è difficile arrivare a comprendere questo principio. Invece se ci sono già delle menti aperte siamo già in un'ottima fase, siamo già in un ottimo gruppo. Quindi ci tengo proprio a ringraziare tutti voi perché è stato veramente molto bello per me poter praticare con Filippo, con Giorgia. Veramente vi trovo molto uniti e questa è una cosa che fa molto hype. Mi fa piacere. Spero ci saranno altre occasioni per voi, per loro, di averli qua perché come spiegano, cioè, secondo me dovrebbe partire non un applausino, un applausone enorme. Gozaimashita. Aidoso. Grazie a tutti. Velocemente un piccolo cerchio, poi ti faccio andare, veloci, va così, noi stiamo fermi. Ok, un po' una sorta di cerchio finale se volete, dove dobbiamo solo condividere, perché al di là della tecnica c'è questo, c'è noi di adesso, di oggi e l'amicizia, quindi questo è molto molto importante. Per capire cosa c'è al di là di una tecnica, probabilmente uno degli esempi migliori è questo, che loro oggi sono qui per la loro sono qui per l'amicizia. Voi non bevete niente? È molto speciale. Ma grazie. Al di là della tecnica c'è questo, che è qualcosa che non finisce qua ma che continuerà dopo. Che quando saranno a casa io. Ma quando io non ci sarò comunque anche lì con voi. Quando vi guarderete il video, quando penserete, quel giorno l'ho fatto anch'io, questo è quello che secondo me c'è al di là di una tecnica. È un mio personale pensiero di come funzionano i principi. Questo dovete cercare, ok? Come noi, tra di noi, con voi adesso ci sarà il super banchetto qua che mangiamo, beviamo anche noi, tutti insieme. Una parola su quello che è stato il seminar, una parola, no 5 minuti,
una parola, magari partiamo da Elisa e facciamo il giro. Un'emozione, una sensazione, quello che vuoi. Crescere insieme. Interessante. Qualcosa di nuovo. Crescere insieme. Molto utile. Stare insieme. Imparare con il nuovo. Imparare da loro. Agonizzante. Scambio. Una sfida. Caspita, non siamo mai finiti di imparare. Proprio per questo, grazie. Grazie. Mi ha tolto la mia parola, perché No, io volevo dire che... bravi perché vi siete messi in gioco. No, è bello perché vedete che tra Yudansha si assimila a un piano similare, no? Cioè il ringraziamento di quelli che sono i nostri spiriti, insomma, della personalità e della possibilità di ognuno di voi di avere queste sensazioni, trasmettere diverse, di prendere, scambiarsele. Io rinnovo i ringraziamenti, due parole. Io ringrazio. Io ho due parole. Devo ringraziare Fabio per averci chiamato qua a mangiare bene. È quello il discorso. E ringrazio voi per essere stati così disponibili a ascoltare Sono più di due parole, qualche maestro. sciocchezza. Qualche sciocchezza che avete detto voi. Grazie. Alla prossima. Alla prossima. Grazie ancora. Prego, andiamo a fare un po' di banchetto.